Era il 1000 e sull'altopiano di Asiago in Veneto si produceva già un formaggio da latte di pecora. Nel 1500 il latte di pecora venne sostituito a quello bovino e la produzione si allargò alle Malghe del Trentino. L'Asiago si presenta in due versioni, fresco e stagionato. In entrambi i casi ha un profumo fiorito e un gusto dolce. Una curiosità? Il formaggio affina in tavole di abete rosso tra i 600 e i 2300 metri. Avete mai provato l'Asiago in insalata? Oggi lo useremo in un'insalata di orzo con la cipolla in agrodolce, il radicchio e l'aceto balsamico. Asiago in versione estiva.